Buonasera e benvenuti al circolo sportivo Stella Azzurra per la 10ª giornata di Lega Calcio a 5 di Serie A. Oggi assisteremo all'incontro tra Cregis e SMC 1989 rispettivamente in maglia bianca l'SMC e in maglia rossa i Cregis. Iniziata ora l'incontro che vede protagonista i Cregis e l'SMC, con la palla che viene gestita dalla difesa dell'SMC, però la palla viene recuperata da Marino, subito in sortita offensiva, con la palla recuperata ora con Malarbi, la palla per Loreti, si allarga nuovamente per il numero 10 Malarbi per Marino, tentano la triangolazione offensiva che però si perde sul fondo e ottengono un calcio d'angolo battuto da Marino. La palla del numero 6 in mezzo, però la palla finisce a Malarbi che tenta il dribbling, poi è costretto ad indietreggiare verso Corsi. Ora Marino che cerca una invenzione per Corsi. Ora riparte l'SMC con il capitano Tango. Girolami la mette in campo per Malarbi che allarga verso Loreti, che la mette in mezzo per Malarbi che fa subito il gol del 1-0 al secondo minuto di gioco, il numero 10 Malarbi. La partita è iniziata col botto con il gol da parte dei Cregis del numero 10 Malarbi su assistenza di Loreti. Ora tentano subito Malarbi in pressing offensivo, sta anche Corsi ma tenta il destro, anzi il sinistro, viene gestito bene da Polsi. Prudente per Tango che allarga. Malarbi per Corsi, hanno un giro palla difensivo quelli Cregis che si trovano in vantaggio. Siamo al terzo minuto del primo tempo con Malarbi che si allarga sulla sinistra e tenta un'imbucata centrale che però viene gestita bene da Prudente. La palla per Loreti, si trova il pressing di Bagnato, tenta l'1-2 con Marino. Loreti che è costretto ad indietreggiare dove Malarbi può impostare l'azione offensiva. Ora allarga per Loreti che cerca l'imbucata per Corsi che però viene stoppato bene da Tango. Una buona sortita difensiva del capitano del Cregis. Loreti per Malarbi, veramente per Loreti, cercano di inventarsi qualcosa. C'è Marino che si allarga sulla sinistra e viene servito nuovamente Malarbi che con un numero si libera della pressione di Bagnato, poi è costretto però a indietreggiare dove Marino cerca di inventare qualcosa, gli concede lo sbocco Loreti. La palla per Corsi, la sovrapposizione di Marino che cerca di essere servito, ma la palla è troppo lunga e lui non ci arriva. Bagnato per Paradiso che allarga per il capitano. Stiamo assistendo a un notevole pressing da parte del Cregis che si rileva funzionale visto che Malarbi è il minimo terzo pallone recuperato. Siamo al quarto minuto del primo tempo. Ora Prudente cerca la scodellata, la palla viene gestita da Marino che si libera bene della pressione di Bagnato e ora cerca addirittura l'azione offensiva, viene stoppato di fisico da Paradiso che si frappone a lui.
palla per Prudente, che si deve però liberare dalla pressione doppia di Marino e Loreti. Il pressing della formazione in maglia rossa si rivela molto producente. Ora Malarbi che cerca lo sbocco, alla fine cerca Loreti che però non si intende, fa il movimento opposto, la palla si perde sul fondo. Ora Bagnato tenta il grande botte da lontano, la palla si perde alla destra della porta difesa da Girolami. Loreti, Malarbi, Marino cerca l'imbucata per Corsi che si destreggia bene e poi è costretto a indietreggiare di nuovo. Ora Marino scarica su Malarbi che però viene attaccato da Bagnato. Ora Prudente cerca l'imbucata proprio per Bagnato che aveva fatto il movimento in attacco. La palla è troppo lunga e quindi il Cresis riparte con Malarbi che fa un gran gioco di gambe, si accentra, può tentare lo scarico, alla fine la passa per Marino che tenta la palla in mezzo per Corsi o per Malarbi, non arriva a nessuno dei due, la palla si perde sul fondo. Ora Tango, Paradiso, la imbucata alta per Prudente. Bagnato recupera il pallone, poi lo scarica per Prudente che fanno l'1-2, doppio 1-2, tenta il destro, Prudente che viene gestito bene dalla difesa del Cresis. Nel frattempo è uscito Malarbi, l'imbucata, Bagnato, entrato al posto di Malarbi, Calderari, no scusi, Vittadello. Paradiso cerca di inventarsi qualcosa, la palla finisce a Prudente, poi sfortunato Tango. Loreti per Vittadello, momenti per Loreti che la può mettere in mezzo, può tirare, alla fine mette in mezzo, la palla viene gestita da Tango. Loreti per Marino, ora per Vittadello, Corsi viene pressato bene da Bagnato, ma poi recupera il pallone, Corsi cerca di scaricarlo per Loreti, interviene bene il capitano dell'SMC. Prudente per Tango, che allarga per Paradiso, questa volta sulla sinistra, che tenta l'imbucata per Prudente, il quale non arriva sulla palla. Buona azione da parte dell'SMC. Ricordiamo il punteggio sull'1-0 quando siamo arrivati al 9° minuto del primo tempo. Ora Loreti allarga per Corsi che cerca l'imbucata di prima per Vittadello, il quale non arriva sul pallone. Ora Polsi per Paradiso, sulla sovrapposizione di Bagnato, il quale viene servito ora, la palla si perde al lato. Vittadello per Loreti, questo per Marino, cerca di liberarsi della pressione di Tango, alla fine la mette in mezzo per Corsi, a Paradiso trasforma l'azione in offensiva. Ora per Prudente che cerca una via di mezza fra un cross e un pallonetto, la palla si perde alta sopra la traversa della porta ripresa da Girolami. Vittadello cerca Corsi e con difficoltà ma arriva sul pallone, lo scarica nuovamente all'indietro dove ora lo gestisce Loreti, passa per Marino e cerca l'imbucata per Vittadello a Tango, libera l'area. Marino, Loreti chiama palla e la ottiene, poi detta il movimento per Marino, quale viene servito. Ora Marino punta Tango, proprio come viene seguito da Loreti,
molto eseguito dai suoi compagni di squadra. Ora si perde sulla sinistra, cerca di mettere in mezzo per Vitadello che non ci crede e non arriva sul pallone. Ora Tango per Paradiso di prima per Bagnato, ma Marino commette fallo su Bagnato. Primo fallo della gara. Siamo arrivati al 11° minuto del primo tempo. Tango sulla battuta, può tentare il tiro, Paradiso finta il tiro, ora Tango che tira sulla barriera composta da Corsi e da Marino. Corsi che è anche il capocannoniere dei Cregis. Ora la palla per Bagnato, tenta il tiro, si perde di poco al lato. A tempo rientra Malarbi per Loreti. Vitadello allarga proprio per Malarbi che cerca imbucata per Corsi, il quale non capisce bene il passaggio. Ora Polsi, lancio lungo per il collega Girolami. Marino cerca di liberarsi di Tango, alla fine è costretto a scaricare all'indietro, dove Vitadello cerca l'imbucata per Corsi che tenta il tiro, murato da Paradiso. Marino per Malarbi, può forse tentare il tiro, lo finta, alla fine lo fa. Ovviamente Malarbi si libera della doppia pressione accorsa da Matteini, appena entrato a posto di Prudente e Bagnato. Primo fallo a favore dei Cregis in questo primo tempo in cui non abbiamo assistito a molti falli, solo 2. Malarbi sulla battuta, parte Malarbi, tenta il tiro che viene gestito bene da Polsi e poi Paradiso cerca di liberarsi del pallone, una palla un po' complessa che però viene gestita bene da Matteini che cerca di allargare proprio per Paradiso, il quale non è arrivato sul pallone. Ora Vitadello per Malarbi, nuovamente Vitadello. Malarbi cerca il movimento, alla fine scarica nuovamente per Vitadello. Malarbi per Marino. Corsi. Vitadello scarica nuovamente per Malarbi. Non lasciano spazio in questo momento quelli del SMC. Vitadello può forse tentare il tiro, alla fine lo prova, Matteini copre bene e allarga sul Tango che serve Bagnato contro Malarbi, tenta il destro che si perde di poco al lato della porta difesa da Girolami. Ora Vitadello per Marino, difende bene in questa fase l'SMC che però si trova sotto di 1-0 dopo il gol segnato da Malarbi al secondo minuto di gioco. Tango bene, senza fallo, vede il movimento di Bagnato, lo serve con una scodella, Bagnato contro Girolami, Girolami lo porta sull'esterno, nuovamente Bagnato che tenta il tiro che poi viene parato bene da Girolami che fa salire la squadra, poi la passa per Vitadello, ottimo Girolami, prima a portare sulla destra Bagnato e poi a bloccare il tiro. Ora Marino contro Matteini, Marino tenta la palla in mezzo di sinistro, non fa male a Polsi. Ora Matteini di sinistro per Bagnato che ha avuto l'occasione più limpida di questo primo tempo finora per l'SMC. Corsi per Malarbi, tenta la palla in mezzo per Vitadello. Ora Matteini con Loreti che sbaglia il disimpegno. Ora Bagnati tenta il destro, una grandissima parata di Girolami che con l'aiuto anche del palo riesce a mantenere il vantaggio. Ora Tango di destro, nuovamente Girolami che finora sta facendo una partita perfetta. Ora Loreti per Malarbi, viene stoppato da Paradiso. Ora l'SMC sta
giocando molto bene. Malarbi contro Paradiso, Malarbi con un gioco di gambe si libera di Paradiso e poi forse la ritocca, infatti è una rimessa dal fondo. Nel frattempo è rientrato Loreti per Marino, ora Tango. Paradiso cerca l'imbucata per il numero 16 appena entrato al posto di Bagnato, il numero 16 Gennuso. Vittadello per Loreti, cerca uno sbocco, lo trova in Malarbi, il quale però non trova il pallone. Tango si rifugia dal suo portiere che viene pressato da Loreti, riesce però a liberarsi bene del pallone. Paradiso, la palla messa in mezzo per il numero 15 Matteini che trova la traversa. Ottima azione di Paradiso che si è anche riuscito a liberare del numero 11 Corsi. Nel frattempo time out per i Crezis. Ora inizio la partita dopo il time out chiamato dai Crezis al 16° minuto. Malarbi per Vittadello, sembra aver aumentato la velocità di passaggio, stanno giocando massimo di seconda. Ora Loreti è subito smentito per Vittadello, nuovamente per Malarbi, cercano sbocchi andando più veloce. Ora Vittadello per Corsi che viene attaccato fallosamente da Montesi che è entrato al posto di Paradiso. Malarbi sulla battuta per il secondo fallo a favore del Crezis in questo primo tempo. Malarbi pronto alla battuta di Accorsi al limite dell'area di rigore. Ora Malarbi proprio per Corsi che tenta il destro che si perde di poco, alto sopra la traversa difesa da Polsi. Ora per Montesi, Tango, nuovamente Montesi per Gennuso che scarica per Montesi. Loreti per Corsi, ora Vittadello, giocano di prima ma non trovano ugualmente spazi. Quelli del Crezis si trovano comunque in vantaggio. Ora Corsi che la mette in mezzo per Vittadello che non arriva sul pallone. Ora Polsi per Montesi, 1-2 con Tango. Capitano chiamato a inventarsi qualcosa. Ora Montesi sbaglia il passaggio. Loreti allarga per Malarbi. Ora per Marino che è entrato adesso al posto di Corsi. Gennuso gli ruba palla ma Marino è caparbio e la ritrova. Ora Vittadello. Vittadello cerca l'imbucata per Marino, ma Tango capisce tutto e trasforma l'azione in offensiva. Tango allarga per il numero 15 che la mette in mezzo, la palla si perde sul lato della rete. Ora Malarbi contro la difesa dell'SMC. Marini tira, nuovamente Malarbi tenta il tiro, ma Gennuso la mette in calcio d'angolo. Adesso la palla per Loreti che tenta il sinistro, palla parata da Polsi. Ora Vittadello. Marino per Malarbi che cerca l'imbucata proprio per Vittadello, la palla viene gestita bene da Matteini. Nuovamente Marino. Loreti per Marino
chiama la sovrapposizione di Loreti, poi va in mezzo, ma Tango lo ferma nuovamente. Buona partita da parte del capitano dell'SMC, che ora esce. Vittadello nuovamente per Malarbi, per tentare il tiro, lo fa in due tempi. Polsi nel frattempo al posto di Tango è entrato il numero 20 Fogliani. Marino proprio su Fogliani che gli strappa il pallone, poi la passa a Matteini, ma Loreti strappa nuovamente il pallone. Molto agonismo in questa partita, poche occasioni. Ci troviamo al 20esimo sul punteggio di 1-0. Ora Fogliani. Calderari. È entrato al posto di Malarbi. Ora Montesi che a campo allarga su Gennuso, la palla si perde sul fondo. Girolami che è protagonista di un'ottima partita finora. La palla per Vittadello che cerca di metterla in mezzo, ma Fogliani copre bene. Nuovamente Vittadello per Calderari. Calderari la cerca lo scarico per Vittadello. La palla finisce a Matteini che ora si deve liberare dalla pressione proprio di Vittadello. Lo fa ma scarica su Marino che viene pressato da Fogliani che quasi recupera il pallone. Poi Marino torna da Girolami. Ora Calderari. Nuovamente per Vittadello. Loreti perde pallone con Fogliani che ha recuperato già 3 palloni da quando è entrato al posto del capitano. Montesi allarga per Matteini. Nuovamente per Montesi, Calderari in pressing, costringe al lancio lungo di Montesi per nessuno. Una fase un po' di stallo in cui nessuna delle due formazioni riesce a trovare un'azione pericolosa. Ora ci prova il Credis con Marino che si libera bene di Montesi. Marino lo scarico per Calderari che però viene recuperato da Matteini con un'ottima azione difensiva. Forse Marino dovrà scaricare per Loreti. Ora Vittadello può tentare il tiro, ma allarga per Marino che la mette in mezzo per Calderari. Buona azione questa. Nuovamente Matteini che si è reso partecipe di due grandi interventi in questi ultimi 30 secondi. Ora Loreti può tentare il tiro, lo fa ma poi allarga per Vittadello che mette a serie il portiere e forse ottiene il calcio di rigore per un fallo del portiere con i piedi. Vittadello è riuscito ad ottenere il calcio di rigore. Anche ammonito il portiere Polsi che ha commesso un'ingenuità sul pallone. Vittadello che ha guadagnato il rigore. Vittadello contro Polsi. Vittadello parte, Vittadello, ma Polsi è reso partecipe di un'ottima parata che mantiene il punteggio sull'1-0. Vittadello si è fatto parare il rigore che poteva portare la sua squadra sul vantaggio di 2 reti. Non aveva cacciato neanche troppo male Vittadello, ma Polsi si è fatto perdonare in modo ottimo dall'ingenuità che ha concesso il rigore ai Credis. Tempo esce Loreti dolorante, rientra Corsi. Ora Montesi che la scarica su Fogliani. Matteini chiama il pallone, viene accontentato ma la palla è troppo larga. Ora Vittadello che ha da farsi perdonare qualcosa dopo l'errore dal dischetto.
fine il primo tempo sul punteggio di 1-0, la sbloccata Malarbi al secondo minuto del primo tempo. A inizio ora la seconda metà di gioco con i Critis che alla battuta vediamo se riescono a ripetere la partenza a razzo del primo tempo, nel quale sono riusciti a timbrare dopo soli 2 minuti di gioco il gol del vantaggio con Malarbi. Ora Prudente cerca l'imbucata per Bagnato, Marino recupera il pallone ma Paradiso glielo strappa, poi di tacco la passa a Tango, Tango per Prudente, 1-2, Tango si libera dalla pressione di Marino, poi risulta fare fallo ma la regola del vantaggio, Marino ha subito 2 falli in 10 secondi, quindi devono stare attenti quelli degli SMC che al primo minuto di gioco hanno commesso già 2 falli. Ma l'arbitro sulla battuta, vediamo se ci sorprenderà, se andrà sulla battuta o tenterà uno schema con Corsi che si trova al lato liberissimo. Parte ora Malarbi, Malarbi tenta il sinistro che si perde di poco alto sopra la porta rivista da Polsi. Ora Tango con Corsi che recupera il pallone, poi lo perde sotto pressione di Bagnato. Tango per Paradiso che sbaglia il passaggio, il pressing di Cregis sta mandando in confusione la manovra del SMC. Abbiamo visto già a 2 errori, uno grossolano del capitano Tango, ora uno di Paradiso. Ora Loreti contro Prudente con l'aiuto di Corsi, ma Prudente riesce a fermare tutte e due, poi a scaricare con Polsi che la passa a Bagnato, li passa a Tango che cerca l'apertura per Prudente, il quale però non parte. Ora Marino per Loreti, sembra partito bene il Critis in questa seconda metà di gara. Ora Marino per Loreti, Loreti contro Prudente, larga per Marino con Bagnato in difesa, Marino con una leziosità sulla palla per Loreti che tenta il tiro di sinistro che viene murato da Prudente con la collaborazione di Tango. Ora Marino che cerca l'imbucata per Corsi, ora Polsi cerca il lancio per Prudente ma Marino recupera nuovamente il pallone e si libera bene dell'avversario. Ora Loreti per Corsi, Corsi che cerca di inventarsi qualcosa, il palo di Loreti, molto sfortunata il Cregis, fischia anche un fallo l'arbitro che è venuto dopo la traversa, il palo colpito da Loreti. Ragazzi, svegliatevi, cazzo! Svegliatevi! La capoccia! Non la può prendere! Tempo, un fallo per un'ingenuità commessa dalla difesa dell'SMC che ripassa il pallone per la seconda volta al proprio portiere Polsi, il quale non può per il regolamento. Ora un'ottima punizione che è come un calcio di rigore con la barriera, si mettono tutti alla sinistra del portiere. Vediamo, è di seconda con Loreti che può scaricare per Malarbi o per Corsi, lo fa per Corsi che tenta il destro che è murato da Prudente che ora parte ma Girolami è molto attento. Lascia fuori il campo, non è il portiere. L'aria va bene. Seconda. Che vieni. Fallo subito dal SMC, cerca l'imbucata Bagnato ma perde il pallone con Marino che può mettere in mezzo, ottima l'uscita di Polsi bassa senza commettere fallo, ma Marino è in costante pressione, è il secondo fallo a favore dell'SMC che ne ha commessi 3 e siamo solo al 4º minuto del primo tempo con Malarbi per Loreti, cerca di liberarsi di Prudente, lo fa con un colpo di tacco per Marino che allarga per Malarbi, nuovamente Marino, Loreti
Loreti per Marino. In questo secondo tempo si è giocato a una porta sola finora. Un altro fallo subito dall'attaccante Corsi, è il quarto di questo secondo tempo e siamo solo al quinto minuto di gioco. Si prospettano i tiri liberi, almeno di clamorose sorprese, e un cambiamento di rotta. Ora Malarbi nuovamente alla battuta, vediamo se tenta lo schema o va alla battuta dove è attento Polsi e mette in calcio d'angolo. Loreti allarga benissimo per Marino che è tutto solo, cerca il destro di punta ma si perde di poco al lato. Il secondo tempo è partito molto meglio rispetto al primo. Polsi per Tango, ora Paradiso che non sa che scaricare, alla fine cerca un improbabile cambio di gioco di destro, infatti la palla viene recuperata dal De Credis che ora la passano a Corsi per Marino, nuovamente per Corsi che fa il gol del 2-0, un ottimo 1-2, Polsi Marino 2-0. Ci troviamo 2-0 al settimo minuto del secondo tempo, grazie al gol appena segnato da Corsi su assistenza di Marino. Corsi, ricordiamo, è il capocannoniere di Cretis con 15 gol. Ora Corsi per Malarbi che gestisce bene il pallone, che non era facile, 1-2 con Corsi, ma Paradiso capisce tutto e cerca di attuare il contropiede. Ora Malarbi si libera bene di Prudente, Malarbi contro Tango che in scivolata sceglie bene il tempo e stoppa l'azione, ma è falloso l'intervento di Tango secondo il direttore di gara. Quarto fallo cumulativo per il Cretis. Ci troviamo al settimo minuto, nel frattempo è uscito Marino ed è entrato Vittadello. Malarbi proprio per Vittadello che tenta il sinistro al volo, la palla si perde di parecchio al lato, subito Polsi cerca Bagnato ma viene capito tutto da Loreti che di testa la allarga per Malarbi, può tentare il tiro, Malarbi tenta il tiro ma Polsi riesce anche ad evitare il calcio d'angolo. Bagnato per Paradiso, Paradiso scivola, la palla per Loreti, Loreti ci sta anche Corsi, Loreti non riesce a servirlo, Tango con un'ottima azione difensiva subisce anche fallo, è il terzo commesso dagli Cretis. Nel frattempo è uscito anche Malarbi ed è rientrato Calderari. È entrato anche Matteini. Il Paradiso non aveva iniziato bene il secondo tempo, ora Calderari contro Tango, Calderari cerca di puntare Tango, si allarga sulla sinistra ma si allunga il pallone, il quale avrà giocato ora da Polsi per Tango che cerca e trova Matteini che ora cerca di chiudere il triangolo, ma è veramente troppo difficile visto che Loreti era in vantaggio. Recupera il pallone per Tango che cerca di riconsegnare. Ora Tango per Prudente, per Bagnato, nuovamente Tango che tenta il destro, viene murato da Loreti, duello fra numero 6. Ora Matteini sbaglia il lancio, Calderari contro Matteini, la palla per Corsi per Loreti. Nuovamente Corsi allarga per Vittadello, non hanno necessità di aumentare il ritmo quelli del Cretis che si trovano sul punteggio di 2-0. Corsi contro Prudente, si allarga e poi è costretto a
indietreggiare la palla per Loreti. Corsi cerca l'imbucata per Calderari. La palla ora per Tango, cerca una buona palla di esterno destro per Prudente, che è attentissimo. Corsi, oltre ad essere utile in attacco è utile anche in difesa. Loreti allarga una palla difficile che viene intercettata da Prudente. Calderari per Corsi. Ora Calderari nuovamente per Corsi. Calderari, Vittello viene pressato da Tango senza fallo. Tango recupera il pallone, cerca il tunnel, però Vittadello è molto attento, concede solo la rimessa laterale. Ora per Prudente che cerca il destro, che si perde di tanto al lato della porta difesa da Girolami, il quale è stato protagonista nel primo tempo di 3 ottime parate e poi non è stato più chiamato in causa. Ora Calderari per Loreti, c'è il movimento di Marino che cerca un'imbucata per Calderari, c'è fallo di mano da parte di Prudente ed è anche il quinto se non erro. Nel frattempo è riuscito Corsi per Marino, quinto fallo da parte dell'SMC. Ci troviamo al 11° minuto del secondo tempo. Loreti sul pallone, vediamo se tenta lo schema o se prova la battuta a rete diretta. Tutto pronto. Loreti parte, cerca la battuta diretta, un attento Polsi, doppia parata anche su Calderari, nuovamente per Loreti. Loreti tenta il sinistro, Polsi addirittura blocca il pallone. Ottima partita di Polsi, che sicuramente è il migliore degli SMC. Ora Marino, Prudente si libera senza fallo dell'avversario. Tango con un ottimo tocco, viene però recuperato da Marino senza fallo. Marino ora si guarda intorno, vede un corridoio libero, poi apre sulla sinistra per Vittadello che si deve liberare di Prudente, la mette in mezzo ma non c'è nessuno in mezzo. Tango chiama il pallone, bagnato, subisce fallo, il quarto da parte di quelli di Cregis. Ora Tango per Matteini, per Prudente che cerca l'imbucata. Nel frattempo è rientrato Malarbi per Calderari, Marino per Vittadello, anzi per Loreti, che si porta la palla sul fondo e non subisce neanche il fallo. Pozzi per Prudente, ora bagnato in qualche modo. Pozzi non la può recuperare, la palla è uscita, calcio d'angolo. È già la seconda volta che cercano di passare il pallone a Polsi, non potendolo fare. Ora Vittadello allarga per Marino, la palla è troppo lunga, una fase in cui i Cregis cercano il gol che chiuda definitivamente l'incontro. Gli SMC si difende, non riescono a trovare nessuna azione offensiva. Girolami tocca palla solo per rimettere in mezzo. Ora Marino cerca l'imbucata per Malarbi, bene Tango per Prudente, nuovamente Tango insieme a Polsi, è il migliore per l'SMC. Vittadello subisce fallo da parte di Matteini, che viene forse anche ammonito. È il sesto fallo, quindi c'è il tiro libero che verrà battuto da Malarbi. Malarbi per il 3-0.
Vediamo se riuscirà a realizzarlo. Malarbi contro Polsi. Tutto pronto. Malarbi fa un ottimo tiro, ma Polsi è attento e mette in calcio d'angolo. Loreti cerca l'imboccata per Marino che la tiene e cerca una giocata in sforbiciata. La palla si perde alta sopra la traversa. Ora ottima palla di Bagnato per Fogliani appena entrato, cerca il destro, ma è attento Girolami. Tempo Fogliani, come dicevamo, è appena rientrato a posto. Di Prudente. Ora Matteini per Fogliani. Fogliani contro la difesa De Crezis. Malarbi cerca di andarsene, viene fermato proprio da Fogliani, quantomeno ha dato vivacità alla manovra dell'SMC. Ora Vittadello per Malarbi che stoppa il pallone contro Bagnato, se ne va bene. Malarbi sulla sinistra, ma Tango lo ferma bene senza fallo. Tenta il contropiede, Marino rinviene, ma Tango tiene il pallone. Tango contro Marino, Tango scarica bene per Fogliani che gli ridà. Ora Tango contro Loreti, Tango se ne va e ottiene il calcio d'angolo. Ottima azione da parte dell'SMC che sembra rinvigorita dall'entrata di Fogliani. Deve ribattere Tango visto che non aveva fischiato l'arbitro. Ora Tango con Matteini che si trova fuori, la palla è per Fogliani, viene messa in rimessa laterale da Marino. La palla per Bagnato che si libera bene di Vittadello, tenta il tiro ma Girolami è attento sul proprio palo e mette la palla in calcio d'angolo. Ottima prova del portiere De Crezis. Fogliani per Polsi che liscia il pallone, costretto a rinvenire e a scaricare per Fogliani. Tango con Bagnato che è tutto solo, non lo vede Tango, la passa ora per Matteini, ma Loreti mette in calcio d'angolo. Ora Matteini per Tango, Tango contro Malarbi, Matteini sbaglia tutto e consegna il pallone direttamente nei piedi di Marino. Loreti con un tunnel, la passa per Marino che a tutto il portiere si fa ipnotizzare da Polsi che ora addirittura tenta forse il tiro, poi la passa per Matteini che nuovamente sbaglia il passaggio. Fogliani non si è inteso. Time out chiamato dal ora inizio l'incontro dopo il time out chiamato dal De Crezis. Ora Vittadello per Loreti per Corsi che è rientrato al posto di Malarbi. Veramente Corsi, Vittadello per Corsi, tenta nuovamente il passaggio per Vittadello, poi concede la rimessa laterale e non concedendo lo spazio. Ora Tango che può tentare forse il tiro, la passa per Matteini che allarga per Bagnato, nuovamente per Tango nuovamente per Matteini, non riescono a trovare spazio. Corsi mette pressione, fa sbagliare Matteini, poi allarga su Loreti contro Tango, Loreti si porta il pallone sul laterale, la palla per Polsi che è invitato a salire. Ora Tango allarga per Matteini può tentare forse il tiro, poi decide di allargare per Fogliani che a tu per tu col portiere tira fuori. Girolami aveva coperto bene lo specchio di porta. Vittadello contro Fogliani, allarga bene per Corsi che poi ritorna da Marino che allarga bene per Vittadello, ma Fogliani rinviene, riesce addirittura a non concedere la rimessa laterale. Fogliani allarga per Bagnato che ci arriva, ma Girolami esce bene e con le ginocchia la mette in rimessa laterale. Matteini con Polsi che sale, allarga per Bagnato,
Nuovamente Tango. Ora la palla di Bagnato che sbaglia nuovamente il retropassaggio al portiere. Loreti per Vittadello che cerca un momento di Corsi, si allarga Corsi alla ricerca di rimetterla al centro per Vittadello, ma la palla è troppo lunga, troppo forte. Ora Polsi per Fogliani, ma è tutto a gioco fermo perché dovremo ricominciare la rimessa laterale con Bagnato. Vedi il movimento anche del portiere. Polsi contro Marino, Polsi si libera bene, allarga per Bagnato e tenta il tiro che si perde di tanto a largo. Girolami per Vittadello sulla pressione di Fogliani, la palla viene chiamata dal portiere che ora cerca il lancio lungo per Marino che stoppa il ginocchio, ma la palla è già uscita. Ora Bagnato per Tango, fa salire Matteini, ma Marino rinviene. Ora Tango viene coperto da Corsi. Ora Polsi allarga per Bagnato, nuovamente Polsi per Bagnato, allarga per Fogliani, Fogliani contro Reti. Ora Bagnato nuovamente per Fogliani, cercano lo scarico per il tiro, alla fine lo trova Fogliani, ma la palla si perde al lato. Forse è concesso il calcio d'angolo, sì, battuto in fretta da Tango con il doppio tiro di Matteini di sinistro. Ora Polsi per Matteini, Fogliani cerca di andarsene a Loreti, Polsi costretto a uscire da terra, serve Bagnato. Assistiamo al quarto fallo da parte dei Crezis commesso da Loreti. Alla battuta andrà Capitan Tango che chiama lo schema. Tango per Polsi, Polsi che può tentare il tiro, alla fine lo fa ma perde troppo tempo, costretto a ritornare da Tango. Tango cerca la palla in mezzo, trova il quinto fallo da parte dei Crezis, commesso questa volta da Corsi di mano. Chiama nuovamente lo schema il Capitan Tango. Sulla battuta Matteini e Tango con Fogliani che si allarga e Bagnato che sta sulla sinistra. Parte Tango che allarga per Fogliani che cerca l'imbucata in mezzo per Bagnato, ma trova Loreti che riparte da Corsi che tenta addirittura il gran tiro, la palla si perde di poco. La palla decisa da Bagnato. Marino recupera il pallone, c'è la scivolata di Tango che non interviene però sul pallone ma neanche sull'uomo. Ora Corsi per Marino che di sinistro allarga bene per Vittadello che tiene il pallone, aspetta il movimento da parte dei compagni, trova Loreti che scarica per Marino che si libera bene di Matteini, di Tango anche e addirittura di Fogliani, poi allarga per Vittadello che cerca la palla in mezzo e poi è sfortunato in un rimpallo, la palla è per l'SMC che riparte dal portiere. Bagnato cerca l'imbucata per Fogliani, ma trova solo il fondo del campo con Girolami che la mette in mezzo per Corsi che non trova lo stop. Palla per Fogliani che
subisce il fallo da parte di Loreti ed è il sesto fallo, quindi tiro libero. Dopo questo tiro libero finirà la partita, così ha detto l'arbitro, neanche la respinta sulla battuta. Bagnato, tu per tu con Girolami, Bagnato parte, ma Girolami para anche questo, ottima partita di Girolami, la partita finisce sul 2-0 per il Crisis, un gol a tempo Malarbi, e nel secondo tempo